Buongiorno a tutti, finalmente riprendiamo i giri in mountain bike in alta montagna. Andremo sul Monticello, che dovrebbe essere, non so, forse quella montagna là dietro. Oggi siamo con gli amici del bici. Mentre scherzo, c'è Francesco, Daniel, Giancarlo e insomma oggi la giornata si prospetta interessante. Vediamo che cosa ci aspetta in questo bellissimo giro con partenza da Moggio Udinese e poi ovviamente un giro ad Anello, quindi arriveremo a questo parcheggio qui e niente, andiamo sul sentiero. Abbiamo iniziato la salita. Siamo un pochino, non Noi siamo un pochino col fiatone con le bike, ma guardate questi mostri. Spinge. Fatta anche qua. Quindi là abbiamo Mogessa di là e Mogessa di qua. Che forte. E non è finita. È a metà dell'opera. Eccoci qua, allora siamo appena ripartiti e dopo una piccola salita e breve discesa siamo arrivati giù per questo sentiero, non so se si riesce a vedere, e si arriva a questa bellissima chiesetta che per chi arriva su da Moggio Udinese c'è il sentiero CAI, eccola qua, vediamo se si vede, ecco. Cosa MTB? Percorso in MTB. Volendo. Ecco, questo qui volendo farlo sarebbe interessante. Mi hanno detto che è nero. Ah, è vero? Sì, però... Vado su, voglio vedere cosa. Ecco, adesso guarda, vediamo. Dai, che ce la facciamo! E si sale, adesso riprendiamo anche noi la salita. Eccola là, è bella tosta. Bene, andiamo su, via. Dai che ci siamo. Allora? Giancarlo, giù di qua dopo. Bip. Questo pezzo siamo attenti. Molto ninja. Molto ninja. Ah sì. Allora, così. Non guardalo. E beccati questa. Bravo! Motore dei miei. Daghe. Sì. Poi robis epiche. Panorami belli. Spettacolo. Bene. Buona lì. bravi cazzo. Guarda che bel nido d'acqua. Quindi là sotto è Paradis. Sì. Dietro gli alberi. Quella è la strada asfaltata che sale. Là c'è la forca e dietro c'è la Valalba.
stato io che qua sul Monticello c'ero stato con mio padre a camminare. È bello. Oh, questa è un po' più esposta. Siamo dopo, c'è l'ultima parte, un bel sentierino. Come siete? Male. Vado? Sì, contento. Ma cazzo, perché chi segnala su Trifox, eh? Sì. Boh, dai, la facciamo a piedi. Perché i tour biker hanno fatto l'altri? Ah, fatto l'altri, no? Sì. Niente, tornati indietro. E torno io per qua. Si torna Andy, giù come per di qua. tornate? Andy. Ecco. Ah sì, andati giù? No. Era facile quella. Sì. Io ho visto quando siamo partiti un po' già No, in bici. pericoloso, scherzi, no. Guarda, siamo lenti, ma siamo sempre pronti. Esatto, ma molto. No? Cazzo ho preso? I rami? Oggi camminate in montagna. Sì, è buono, è che te la farai la camminata senza la bici? Sì. Vadi? Sì, vai. Vado. Di qua che puzza? Sì, sono io. Oh, puzza di brusat. Io. Tu molla il freno. Bene. Oh, sì, chi c'è puzza? La tua squetta. No? Tu la squetta. E lo faccio io adesso.
Oh, così è bella. Siete? Siamo così si riesce a capire. Se guardate come cazzo ripidi. Eccoci qua. Guarda, che bene, prendo il sole. Già, è stata dura. È stata diciamo interessante. È stata interessante, un bel giro. Primo pezzo, la prima discesa quasi infattibile, no? Sì, prima, Perché era un po' contropendente, c'era poco spazio, il sentiero era franato. Poi è diventato interessante, tecnico, molto pendente. Chi piace fare il nose press è il paradiso dei nose press, no? qua sì, il paradiso. E poi l'ultimo pezzo più flow, con punti però da stare sempre all'occhio, attenti. Però bello, dai, una bella giornata, il sole spacca, abbiamo assaggiato anche la neve, ho assaggiato anche un po' di terra. Va bene, ci vediamo alla prossima, ciao!